Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni in cui si è un po' bloccati, in cui sembra che le cose vadino a rilento, sembrano che non si muova niente e allora bisogna trovare un pizzico di intuito, un pizzico di furbizia, un pizzico di fortuna, un pizzico che la Dea bendata ci guarda. Quindi utilizzeremo tre circuiti: la croce cosmica, la croce, scusate, cabalistica, cristica, le 72 forze della conoscenza e il emettitore dei fratelli Servanti. Bene, useremo questi tre. Ma perché dico questo? Perché alcune volte appunto sembra che nella nostra vita tutto sia bloccato, va di male e abbiamo bisogno di quell'intuito, di quella persona in più, di rubare le conoscenze, di rubare la fortuna, di rubare, non dico rubare nel senso portare via senza pagare, ma di prendere da qualcuno che ne sa più di noi, da qualcuno che ha già fatto quel cammino e ci può aiutare, che può essere un maestro tibetano, può essere chiunque nella vostra vita, sa fare quella cosa meglio di voi, l'ha già fatta e ha avuto risultati positivi. Quindi si parte con questo circuito, si mette il vostro testimone proprio per darvi la forza cristica di superare magari quel periodo impegnativo. Poi si usa questo circuito che serve a dare le 72 conoscenze, le 72 forze di conoscenze mercuriali. Quindi si lascia sopra il testimone con l'intento, magari scrivendo oh, cosa si vuole raggiungere, chi si vuole conoscere, cosa si vuole imparare, se si è impantanati in un problema a livello del condominio, a livello del sentimento, a livello del benessere, magari sul benessere di farvi incontrare qualcuno che abbia le conoscenze per risolvere magari il vostro problema del ginocchio, oppure di incontrare un maestro che ci spieghi come utilizzare ad esempio i circuiti, oppure incontrare qualcuno che sia la nostra anima gemella. Insomma, ci vuole anche questo. Qua consiglio di lasciarlo massimo un mese, dopodiché prendere il testimone. Chi non sa cos'è un testimone, vada nel canale Marietto Veneziano di De Garda e cerchi il testimone che cos'è in radionica. Poi si prende il testimone e si lascia sulla losanghe. Chiaramente questo deve essere fatto nel tempo in cui si riesce a compiere questa realizzazione. Quindi non è che mettete sul testimone un'ora, 2 giorni, 3 giorni, lo lasciate fin quando non si realizza il vostro obiettivo. Quindi, ripeto, prima prendete un testimone e lo lasciate sempre sulla croce cabalistica, così che vi è di supporto, vi è di aiuto, insomma, vi protegge, vi dia la saggezza di fare la domanda giusta, alle forze mercuriali. Questo è un decagono, che vuol dire la creazione. Questi sono i 72 nomi divini, che nella realtà sono poi i 72 nomi delle forze mercuriali della conoscenza, dell'unione e via dicendo. Chi non sa cosa sono questi circuiti, in ogni caso può andare a cercare nelle pillole Marietto Veneziano le spiegazioni di ogni circuito. Bene, cari amici, penso di essere stato chiaro. Se volete un consulto sono 20 € 45 minuti e ci sentiamo alla prossima pillola. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.